L'ipotesi di reato è quella di falsa testimonianza. Con questa accusa è stato indagato dalla Procura di Palermo l'ex ministro dell'Interno Nicola Mancino nell'ambito dell'inchiesta sulla trattativa tra Stato e mafia. La posizione di Mancino, scrivono alcuni quotidiani, è cambiata nelle ultime settimane dopo la sua deposizione al processo al generale Mario Mori il 24 febbraio scorso. In tribunale quel giorno il PM Antonio Ingroi e Nino Di Matteo avevano detto che qualche uomo delle istituzioni mente. I PM ritengono che Mancino, insediatosi al Viminale il 1 luglio del 92, sapesse della trattativa che prevedeva di cedere al ricatto dei boss in cambio della rinuncia all'aggressione terroristica e ai progetti di uccisione di altri uomini politici. E che ora l'ex presidente del Senato ed ex vicepresidente del CSM neghi l'evidenza per coprire responsabilità proprie di altri. L'ex ministro della giustizia Martelli ha più volte sostenuto di essersi lamentato con lui per il comportamento dei Ross. Nel giugno del 92, secondo i magistrati, Mori e il capitano Giuseppe De Donno avrebbero infatti comunicato all'allora direttore degli affari penali del Ministero di Via Arenula, Liliana Ferraro, l'avvio dell'interlocuzione con Vito Ciancimino per ottenere una copertura politica, sostengono i PM, dall'ex sindaco mafioso sulla trattativa. Mancino ha sempre negato. Il 24 febbraio aveva però detto che Martelli gli avrebbe accennato di attività non autorizzate del Ross e che lui gli avrebbe risposto di parlarne alla Procura di Palermo. Mancino inoltre ha sempre negato di aver incontrato il giudice Paolo Borsellino il giorno del suo insediamento al Viminale.